Heather McPallister. Confermo con la presente che le mie dichiarazioni spontanee del 15 dicembre comprendono il particolare che, negli ultimi mesi, gli sporadici incontri con Liliana, legati alla nostra affettuosa pluridecennale amicizia, si fossero intensificati e trasformati in qualcosa di più serio e profondo. Oltre il martedì a casa mia, talvolta questi avvenivano, semplicemente per prendere una birra o uno spritz apero lontano da occhi indiscreti, nella nostra ex sede sociale di via Pondares 10, che, momentaneamente è abbandonata e della quale, soprattutto per motivi di comodità e che nel caso in cui lei fosse arrivata all'appuntamento prima di me che magari ero ancora alla ricerca di un parcheggio, le avevo fornito una copia di chiavi e di questo fatto avevo informato, per correttezza, il proprietario, il quale, buon conoscitore di entrambi, era a conoscenza della nostra relazione. Sa se Liliana avesse qualche posto preferito dove andare. Ogni tanto ci incontravamo nella sede della società sportiva ex Marathon Trieste in via Pondares, mi sembra il numero 16, di cui sia io che lei abbiamo una coppia di chiavi. Ieri ci sono passato in 3 occasioni ed orari diversi, l'ultimo alle ore 23 ma senza trovare nessuno. Non sono a conoscenza di altri posti. Ha altro da aggiungere? No.